partire dall'anno scorso alcuni di noi hanno provato l'esperienza delle elezioni amministrative e da lì hanno capito che mettersi in gioco per la propria città era un'esperienza di valore e quindi niente, dal desiderio di allargare questa esperienza anche ad altre persone abbiamo chiamato i nostri amici hanno chiamato ad altri amici, così da Macchia d'Olio abbiamo creato questo evento che vuole essere un po' la fine di una parte, ma l'inizio di una nuova. La Nassa è nata come un incontro tra persone che si conoscono in realtà da sempre e che spendono le proprie serate comunque a parlare dei problemi di Sestri. La Nassa è conoscenza e quindi non si parla di una serata persa, si parla semplicemente di andare a creare qualcosa di più grande per la nostra città. Quali sono le tematiche che si affronteranno in questi tavoli d'incontro? Più che tematiche fisse sono degli spunti per approfondire la discussione su Sestri che riguarda appunto la gestione di Sestri in generale e una gestione anche che guardi al futuro, la gestione degli spazi pubblici, modi alternativi per gestire questi spazi, il lavoro per i giovani qua a Sestri, al divertimento, come unire questa voglia dei giovani alla quiete della città, allo sport, all'ambiente, anche una specificatamente legata al futuro, come immagini Sestri magari fra 10 o 20 anni. Di che argomento si parla in questo tavolo? Allora, noi siamo divertimento a Sestri. Cercavamo anche di dare una possibilità diversa ai ragazzi della zona. Stavamo pensando anche possibilità di livello culturale, anche sportivo, ad esempio cinema all'aperto, una svolta di livello diciamo qualificativo alla vita musicale che può essere svolta a Sestri Levante. Di che argomento si parla in questo tavolo d'incontro? Allora, qua siamo nella Sestri Nostra, cui il tema principale è quello di che cosa i giovani vogliono dagli spazi pubblici. Ci fai un esempio di una proposta che pensi possa essere portata in consiglio comunale? Ma un'idea molto carina, per esempio, è quella di poter visitare non solo per la giornata del FAI la Torre Marconi, per esempio, la Torretta Marconi. Quella per esempio di fare nuovi distributori per l'acqua a Sestri, avvicinare di più i giovani ai sentieri. Sestri è piena di sentieri bellissimi